Roma, le chiese del mondo cristiano dell'orbe. Oggi tutta la Chiesa guarda a Roma perché è là che Gesù ha collocato la sua unità, il punto di partenza della sua unità e della sua fede. Anche noi preghiamo oggi per questa Chiesa che ha ricevuto una missione così importante, perché non manchi di credibilità, perché mantenga firme la sua fedeltà a Cristo Gesù, il Messia Salvatore. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, allora, il Padre faccia conto della nostra povertà e ci soccorra con la sua grazia e il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre felice. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre. L'Altissimo della gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che con pietre vive scelte prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a effondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nell'edificazione della Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua
scaturiva dal lato destro. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare, sfociate nel mare. Risanano le acque, ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appasseranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Grazie a Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, perché il mio nome vi resti sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambiavano monete. Allora fece una frusta di cordicelle, scacciò fuori dal Tempio
con le pecore, i buoi, getto a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli, Gesù, parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto loro questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, come oggi, 9 di novembre, però del 324, in quel giorno il Papa Silvestro consacrò a Roma la prima chiesa della cristianità con il nome di Basilica del Divin Salvatore. E questa è la chiesa madre dell'urbe, Roma, dell'orbe, il mondo cristiano, la prima chiesa dell'Occidente fatta costruire dall'imperatore Costantino sul colle del Laterano e poi divenuta la sede del Papa, il vicario, il vescovo di Roma, durante tanti anni. Qui in questa chiesa si celebravano i battesimi nella notte di Pasqua, perché era una chiesa che aveva un grande battistero, ed è per questa ragione che poi nel tempo quella chiesa ricevette anche un altro nome, chiesa di San Giovanni Battista. Oggi tutte le chiese del mondo guardano a Roma, alla madre chiesa, e riconoscono a questa chiesa la presidenza della carità. Questa espressione famosa è uscita dalla bocca del grande martire di Antiochia, Sant'Ignazio. Quella di oggi quindi è la festa del Signore risorto, presente nella Chiesa come suo capo e Signore. Per celebrare questa ricorrenza, questa festa, la liturgia ci ha indicato una pagina di Giovanni, anche questa famosa, che inizia così: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Perché? Perché Giovanni ci vuole dire a che punto siamo
Sappiamo che Gesù ha vissuto 3 Pasque nella sua vita pubblica. Questa è la prima delle 3 Pasque di Gesù. Per Gesù questa è l'occasione per rivelare la sua presenza messianica a tutta la gente che in questa circostanza affollava Gerusalemme per motivo della Pasqua. Gesù però entra nel Tempio e rimane amareggiato. Che cosa ha veduto? La casa di Dio in disordine. Il Tempio non è più il luogo dell'incontro con Dio, il luogo sacro riservato alla preghiera. La casa del Padre è diventata un mercato, si vendono animali, sì, per il sacrificio, ma solo quello. E poi c'è chi fa soldi, cambia valute. Gesù, oltre che amareggiato, è preso dallo zelo per le cose del Padre e allora si fa una frusta e comincia a cacciare fuori tutti quelli che incontra nel Tempio, uomini e animali. Il Tempio di Dio è di Dio e non per le nostre brutture. Giudei, i responsabili del Tempio, dicono a Gesù: chi ti dà autorità per fare quello che stai facendo? Gesù risponde in maniera misteriosa: distruggete questo Tempio, questa meraviglia dell'Oriente costruita da Erode il Grande. Distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Come? Come? Dicono loro, ma questo Tempio l'abbiamo costruito in 46 anni e tu lo costruiresti in 3 giorni. Le parole di Gesù avevano bisogno di spiegazione e Giovanni lo spiega. Gesù con quelle parole parlava del santuario del suo corpo, cioè annunciava la sua morte e la sua risurrezione. Il vero santuario quindi non è un edificio materiale, bello, guardiamo il nostro, bello, ma non è questo, perché il santuario di pietra non è sufficiente per contenere la grandezza di Dio. Ci voleva un altro recipiente ed è il corpo di Gesù, l'umanità santissima del Figlio di Dio, l'unigenito del Padre. Quando Gesù risorgerà da morte, i suoi discepoli ricorderanno queste parole di Gesù e naturalmente crederanno in Lui. Questo testo di Giovanni apre alla speranza e alla gioia cristiana. Non solo i templi materiali fatti di pietra, anche belli, preziosi, che sono importanti al Padre. È la Chiesa di Gesù realizzata dalla comunione di quanti credono in Cristo Gesù, di quanti hanno ricevuto il battesimo e con il battesimo sono divenuti figli
del Padre. E Paolo lo ricorderà scrivendo ai Corinzi: non sapete che siete santuario di Dio? Non sapete che lo Spirito Santo abita in voi? Cose grandi, piuttosto difficili da capire, ma per chi ha coraggio cercare di capire è importante. Miei fratelli, la celebrazione allora della dedicazione della Chiesa del San Giovanni Laterano ci richiama alla realtà spirituale della Chiesa, fatta naturalmente da quanti credono in Lui, quanti vivono l'unità della fede uniti al vicario di Cristo Gesù, il Papa, il nostro Leone XIV. E questa allora è l'occasione per pregare oggi insieme per l'unità della Chiesa, per la sua credibilità. Quanta gente dice: io credo in Dio, non credo nella Chiesa. C'è troppa umanità, troppo peccato, dicono. Non è vero. La Chiesa di Gesù è fatta di peccatori. Gesù l'ha messa in mano ai peccatori, ma è Lui il capo, è Lui il santo, è Lui che merita la nostra fede. E oggi noi preghiamo per tutto questo. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato. Per opera dello Spirito Santo, Santo del cielo della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso. Dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e ha parlato per mezzo dei profeti. Professo un solo battesimo del perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, siamo il Tempio vivo di Dio, fondati su Cristo pietra angolare e rigenerati nello Spirito per testimoniare al mondo la gioia del Vangelo e la speranza che ci abita. Preghiamo, edifica la tua Chiesa, Signore.
Per la Chiesa, purificata e fortificata dallo Spirito Santo, diventi casa e scuola di comunione sotto la guida di Papa Leone, a cui Dio l'ha affidata perché confermi nella fede. Preghiamo. Edifica la tua Chiesa, Signore. Per i responsabili del bene comune, si adoperino per assicurare alle famiglie in difficoltà abitazioni accoglienti e decorose, nel rispetto della dignità di ciascuno e dei bisogni di tutti. Preghiamo. Per i lavoratori della terra e per quanti si dedicano alla cura del creato, il Signore premi le loro fatiche e benedica i frutti della terra e del lavoro dell'uomo che deponiamo sull'altare. Preghiamo. Per noi qui riuniti, questo luogo sacro ci ricordi che i nostri corpi sono tempio dello Spirito Santo, redenti dal sangue prezioso di Cristo e pertanto sempre da rispettare e onorare. Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio fatto uomo hai costruito il nuovo Tempio della tua gloria, rendici degno dimora del tuo Spirito, trasforma in sorgente di benedizione la nostra filiale preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi in bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo, concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo. Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare dove è raccolto il tuo popolo in preghiera per portare a compimento in noi, con l'incessante aiuto della grazia, il Tempio dello Spirito Santo, risplendente per santità di vita. Tu santifichi sempre la Chiesa, sposa di Cristo, significata dalle chiese che ti edifichiamo, perché sia madre lieta di una moltitudine di figli e sia da te accolta nella gloria del cielo. Noi, uniti agli angeli santi, insieme proclamiamo la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa
Leone XIV, nostro Vescovo, Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Miei fratelli, non dimentichiamo che il Padre nostro è uno solo e noi siamo tutti figli suoi, ma quel suo amore non si perde, arriva a tutti noi con abbondanza. Fidiamoci del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. In cielo così in terra, dacci oggi il nostro e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Agnello di Dio che porta i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che porta i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che porta i peccati del mondo, una a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto di comunione numero 325.
Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. O Signore, quel fuoco d'amore che venisti a portare, nel tuo nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli. O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna. Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste,
per la partecipazione a questo sacramento, trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Paio di avvisi. Oggi ad Artegna, durante la Santa Messa delle ore 10, Don Francesco saluta la comunità e l'intera collaborazione pastorale. Sabato 15 di novembre, giornata nazionale della colletta alimentare. Come già sapete, si può contribuire in questa iniziativa. La colletta è un gesto col quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla giornata dei poveri, indetta da Papa Francesco e naturalmente continuata dal Papa Leone XIV. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace. Una bella domenica, una bella giornata a tutti. Il canto numero 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.